Siamo con Matteo Piazza del gruppo Progetti Immobiliari. Matteo, una sconfitta arrivata in questa finale, comunque una partita bella, sofferta, combattuta fino all'ultimo, sintomo insomma, di quanto avete lavorato bene in questa stagione e di quanto insomma, siete pronti per l'anno che verrà e quindi la Serie A. Siamo prontissimi per la Serie A, io penso che siamo una grandissima squadra, siamo venuti qua, un sacrificio, abbiamo fatto un massimo tutta la stagione e ci siamo meritati questa finale. I nostri avversari sono stati bravissimi, grandi anche loro, però un po' condizionata, anzi sicuramente condizionata dall'arbitraggio, perché veramente due espulsioni di entrambe le parti inspiegabili dopo 8 minuti con un caldo del genere. Pensavamo di venire qua a divertirci, invece hanno completamente rovinato una finale. Penso che sia veramente un arbitraggio, cioè poi sono due gli arbitri, quindi pensavo che insomma ci fosse una diciamo sì, insomma, che fossero insomma migliore l'arbitraggio, invece non è andata per niente così, veramente una partita rovinata dall'arbitraggio. Poi noi ci abbiamo messa tutti, siamo andati in vantaggio, abbiamo lottato, abbiamo sofferto, ma gli arbitri proprio malissimo, anzi direi. Senti, come affronterete, ti faccio una domanda sulla prossima stagione, come affronterete questa Serie A ancora insomma, consapevoli anche, anche dopo questa partita comunque che è uno scontro, è un anticipo di quello che sarà uno scontro poi in Serie A, visto che anche il CJ ovviamente ha ottenuto la promozione. Sono tutte grandi squadre, noi abbiamo seguito piano piano anche questa stagione e siamo pronti, insomma, ce la metteremo molto, ci alleneremo e dobbiamo tutto questo percorso di quest'anno e del prossimo che sarà al nostro presidente Alessio Nazaret, che veramente fa dei sacrifici enormi per noi, e quindi dedichiamo questa finale, anche se l'abbiamo persa, ma per me non l'abbiamo persa, a lui, sicuramente a lui.